bella mattina. L'ho sentita appena sveglia dal chicchirichì dei galli che aspettavano il sole. Dal mio paesino si vede tanto mondo, perché è sopra un poggio, poche case e siamo tutti amici. Parlo di noi ragazzi. Ci siamo alzati per tempo, non tutti, si capisce. Questa sveglia l'hanno caricata per qualcuno che non si mai ad aprire gli occhi, anche se oggi è il primo giorno di scuola. Il latte bolle, la colazione è pronta. Guido è impastato di sonno. Mi sembra di sentire la sua mamma. Svegliati, poltrone. Non ci pensi che giorno è oggi? Se ne è ricordata anche lui. La Maria è come i pulcini. Ha ancora gli occhi nella bambagia. Ci penserà il ghiaccio degli scarponi e poi quello dell'acqua a svegliarla. Di questi bei nastri azzurri se ne vedranno tanti stamani in paese. Peppino e il sapone non sono mai andati d'accordo. Ci voleva proprio un'occasione straordinaria e la mamma lo strofina almeno per una settimana. Grembiule e vestitino nuovi. La mamma di Luisa ha le mani d'oro. Sua figlia deve far sempre la prima figura. Per Guido il colletto avrebbe dovuto crescere anche lui dall'anno passato. La mamma sembra più contenta della figliola. Stamani per le case non pensano altro che a noi, a farci belli. Quasi quasi per preparare la cartella si scordano anche della colazione. E questa sono io. E per me è proprio il primo giorno che posso andare a scuola, anche se ho passato l'età. La matita e il temperalapis me li ha portati il babbo dal mercato. La mamma, proprio da ultimo, ha voluto tirar giù l'orlo del mio vestitino perché mi coprisse di più. Mi voglio specchiare anch'io oggi. Mi sento ambiziosa. È la prima volta che posso vedermi vestita così. Chi l'avrebbe mai detto che per arrivare a scuola mi sarebbe bastato scendere le scale? Ed ora invece la scuola nuova è proprio di faccia a casa mia. Finiscono di farla bella anche lei. E pensare che a questa finestra mi ci sono affacciata tante mattine gli anni passati. Così, per vederli partire. Loro potevano andare a scuola, anche se era in un altro paese, lontano 4 chilometri. Io, con la mia gamba malata, non ci sarei mai arrivata. Stavo quasi sempre in casa, non mi andava ad uscire. Che avrei fatto? Di bambini della mia età in paese non ce n'era rimasto neppure una. Mi rifugiavo nel canto del fuoco e me li immaginavo tutti in comitiva, allegri. Ora prendono le scorciatoie. Giù a Balzelloni, per le viottole dei campi. Ecco, arrivano. Magari erano sempre per la strada. Entrano a scuola, felici come lo sarei stata io. Le ore passavano. Il micino mi teneva compagnia, per modo di dire, perché sulle mie ginocchia faceva certi sonni. Mi accorgevo che la fiamma dei tizzoni brillava in un'altra maniera, perché era buio. D'inverno tornavano a buio. Li sentivo dalla voce per il paese tutto silenzioso, dallo scalpiccio. Erano contenti. Per loro un altro giorno di scuola era finito. Io invece avevo sempre da cominciare. Ormai la conoscevo anch'io quella classe. Qualche volta mi pareva addirittura che fosse anche la mia. Avevano voglia a dirmi che era una brutta stamberga quella scuola vecchia. Io non l'avrei cambiata per un palazzo. La maestra era buona, dicevano. Aveva tanta pazienza. E sì che il da fare non le mancava.
Appena finito con i ragazzi, arrivavano i vecchioni della scuola serale, contenti anche loro. Quella sera Gianni faceva vedere come si tiene la penna. Sono sicura che lo faceva proprio per me. E io, quasi senza accorgermene, mi sembra di vedere la maestra alla lavagna. Ecco, col gessetto. Questa è la prima vocale. Grande, grande. La si fa così. Non me la posso scordare quella mortificazione. Per una pagina non glielo sciupava il quaderno. Ma ora è passato tutto e da questa finestra vedo la scuola, mia. Già cominciano a uscire di casa. È presto. Che cosa credono? Di dover andare lontano anche stamane? Chiamano anche me. Eccomi, subito. Era presto e siamo andati per i campi qui intorno a cogliere dei fiorellini per farne dei mazzetti. Di questa stagione si trova poco, basterà il siero. Tutto pronto per la cerimonia. Del paese non manca nessuno. Noi ragazzi ci hanno messi in prima fila. Arriva il calesse. Il sindaco è andato alla stazione a prendere la nuova maestra. Come sempre, ho dovuto essere l'ultima. I miei compagni mi hanno fatto un po' di posto. Il prete ha benedetto, come fa per Pasqua nelle case. La scuola è la casa di noi ragazzi. Ora mi accorgo che il sindaco si è messa la sciarpa tricolore. Incomincia il discorso. Lo hanno fatto sindaco perché dicono che sa parlare. Dice che finalmente lo Stato si è ricordato anche del nostro paese e della sua prima necessità, la scuola. Dopo le distruzioni della guerra, in questi ultimi anni, di scuole ne hanno fatte e rifatte in Italia, belle come la nostra. Mi pare di ricordarmi il numero. Più di 30.000 aule costruite o ricostruite in ogni paese, perché tutti possano avere il comodo e l'obbligo di imparare a leggere e a scrivere. E anche qualcosa di più, ha detto. Ha parlato di civiltà, una parola difficile. Entriamo in classe. C'entro anch'io. Che momento. La maestra mi assegna il banco. Le voglio bene di già. So che alla finestra a vedermi, insieme con gli altri genitori, ci sono anche la mamma e la nonna. La lezione incomincia. Già, prima di tutto bisogna imparare a tenere la penna. Lo diceva anche Gianni. Ma io lo so come si tiene la penna. Mentre aspettavo questo giorno, ho saputo fare qualcosa anche da me. Il quaderno ora è mio. Su questa pagina bianca posso farci la grande grande. Non voglio più restare indietro a nessuno, ora che anch'io ho la mia scuola, come tutti.